Ore 10:30, tutto pronto nella casa di riposo di Montecrocetta di Vicenza. 64 gli ospiti attualmente presenti, tutti ultra ottantenni e 2 centenari di 103 anni, più un nucleo di 23 posti letto per malati di Alzheimer, 60 gli operatori. Il nuovo anno nella città del Palladio inizia così, con la vaccinazione contro il Covid nelle residenze per anziani. Sono già iniziate le vaccinazioni nei reparti e abbiamo praticamente tutti gli ospiti hanno dato il consenso per essere vaccinati e circa un 80% del personale dipendente ha dato appunto il consenso. Fiorindo, quasi 83enne, è il secondo vaccinato, prima di lui Angelina. Un po' spaesati ma contenti si sono sottoposti alla vaccinazione. Da dietro un vetro abbiamo raccolto il loro entusiasmo. Contento di aver fatto il vaccino Covid? Neanche in accordo, Ah, non se n'è neanche accorto. neanche accordo. Bene, bene. È contento? E chi non può, Bene. Contento? porca miseria, scherziamo. Da lunedì si partirà con un ritmo di vaccinazioni di 3 case di riposo al giorno, una quarantina quelle dell'Usotto. Obiettivo terminare nel giro di una settimana, 15 giorni. Mentre nei reparti continua la vaccinazione degli ospiti, a sottoporsi al vaccino è il turno del personale sanitario. Era una cosa attesa, assolutamente attesa questa. Il personale spesso è dimenticato, ma io so quant'è la fatica che fanno in ogni giorno quando fanno i doppi, i tripli turni, quando l'assenza e la carenza di personale piega la schiena di ognuno. Ma nonostante ciò, oggi sono felici e vedono attraverso il vaccino e attraverso questa giornata una luce in fondo al tunnel. Personale che lancia un invito ai colleghi ancora titubanti. Di vaccinarsi, perché questo serve non solo per se stessi, ma anche per i colleghi e per tutta la cittadinanza e per i nostri ospiti.